Ciao a tutti! Come forse sapete, per il Movimento dei Focolari i prossimi mesi saranno molto importanti. Sta per cominciare infatti il cammino di preparazione per l'Assemblea Generale Ordinaria, che si terrà dal 1 al 21 marzo 2026. Un percorso che con la partecipazione e il supporto di tutti indicherà le linee d'azione dei prossimi 5 anni e vedrà il rinnovo degli organi di governo generale del movimento. Per dare inizio ai lavori, la Presidente Margaret Carran convocherà tramite lettera l'Assemblea Generale, il primo e più importante organo di governo del movimento, che si fa attualmente ogni 5 anni e rappresenta tutte le realtà. I compiti dell'Assemblea sono quelli di rafforzare l'unità di tutto il movimento, eleggere la Presidente, il Copresidente, i consiglieri e le consigliere generali, deliberare su eventuali modifiche agli statuti generali e ai diversi regolamenti, indicare programmi, linee di azione e priorità che riguardano la vita del movimento nei successivi 5 anni, rispondendo anche alle problematiche e alle sfide a livello globale e locale nei diversi contesti sociali e culturali in cui il movimento opera. Per garantire il coinvolgimento di tutte le persone che vivono la spiritualità dei focolari e la partecipazione di ciascun appartenente al movimento di tutte le vocazioni, è essenziale che in tutti i gruppi si faccia un cammino di ascolto reciproco e di discernimento in linea con lo stile sinodale. Il programma dell'Assemblea inizierà il 1 marzo 2026 con 3 giorni di ritiro. Seguirà l'approfondimento dei temi proposti per passare poi all'elezione della Presidente, del Co-Presidente, dei consiglieri e delle consigliere generali. Dopo le elezioni si concluderà la fase di analisi dei temi portati per individuare le priorità del movimento nei successivi 5 anni. In questo percorso, sia nella fase preparatoria che in quella successiva all'Assemblea, dove si metteranno in pratica le linee guida già individuate, è fondamentale il contributo di tutte le comunità presenti nelle diverse aree del mondo. Esse avranno un ruolo centrale nell'ascoltare i suggerimenti dello Spirito Santo e collaborare insieme come una sola famiglia per costruire il presente e il futuro del Movimento dei Focolari a servizio di tutta l'umanità. Come contribuire? Semplice. Chiunque, singoli o gruppi del Movimento dei Focolari che vogliano esprimere idee o proposte possono rivolgersi alle comunità presenti nel proprio territorio. Inoltre, per qualunque chiarimento potete rivolgervi a questo indirizzo mail. A tutti noi, buon cammino di preparazione verso l'Assemblea 2026.